Penso che oggi, giovedì 8 maggio 2025, possa concludersi questa avventura. È il sentore che si sente tanto in giro. Spero che sia un conclave breve, vuol dire che i signori cardinali hanno deciso in breve quale sarà il successore di Pietro, ed è penso giusto che si trovi una persona in grado di portare avanti sì da un lato le riforme, dall'altro mitigare tutta una serie di anche problematiche interne alla nostra Chiesa che ora necessitano di un tempo magari così di stabilizzazione. Anche secondo me questa sera potrebbe essere il momento decisivo, potrebbe segnare il momento in cui diamo un nuovo vescovo a Roma, che dovrà essere capace di lavorare, di disegnare il futuro della Chiesa, un futuro fatto di dialogo che sappia anche mitigare le varie posizioni, le varie anime esistenti, non solo nella Chiesa, ma anche interpretare quelli che sono interpretare ed accogliere quelli che sono i cambiamenti sociali. Beh, penso che Parolin possa essere un buon nome. Anche secondo me Parolin potrebbe essere un buon nome, ma anche quello di Tagle, perché potrebbe interpretare anche le esigenze della comunità asiatica